Allora, si parte adesso, le schede sono operative. Cosa vuol dire per la sanità veneta? Beh, vuol dire che abbiamo un piano industriale vero e proprio, che abbiamo deciso dove si fanno gli investimenti, come si faranno e che i cittadini avranno la certezza di avere una sanità governata al 100%. Le polemiche che ci possono essere in alcuni territori, ognuno si lamenta, ha delle sue, tira dalla sua parte. Il problema di economia complessiva come viene risolto? Ma guardi, le lamentele ci stanno e ci stanno tutte fino in fondo. A noi spetta poi la necessità di far sintesi e di fare in modo che i cittadini abbiano delle cure degne di questo nome. E poi ci saranno ovviamente dei provvedimenti, dei micro provvedimenti da qui all'infinito che aggiusteranno giorno dopo giorno anche guardando la modernità e quello che accadrà nel mondo della sanità. Perché noi oggi con questo provvedimento recuperiamo definitivamente 16 anni di programmazione. Nella prima stesura non ci sono molte modifiche però. Non tantissime, rispettose del fatto che alcune idee, alcuni apporti positivi che sono venuti in Commissione li abbiamo voluti recepire. In senso generale il provvedimento della Giunta non è stato assolutamente stravolto.